presidente Zaia mostrando i nuovi dati sui contagi. Tra domani e sabato nuova ordinanza sulle terme e negli ospedali post-Covid nuove modalità di accesso. Continua a far discutere il botta e risposta a distanza tra il professor Crisanti e il governatore Zaia. Lui è un'autorità, dice, ma è una colpa parlare anche di altri professionisti? Nessun segnale positivo nonostante le aperture di queste settimane per i lavoratori dello spettacolo e della cultura che sabato manifesteranno a Venezia e in altre 13 città italiane. Maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona. Nel mirino società che commercializza prodotti petroliferi all'ingrosso, sospettata di aver evaso l'IVA per oltre 74 milioni di euro. 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni arrestati dai carabinieri il 24 maggio ad Abano avevano rapinato 3 quindicenni di bici e cellulari e non avevano esitato a sparare un colpo di scacciacani in aria per assicurarsi la fuga. Tragico incidente stamane a Marino di Piave, a perdere la vita travolto e schiacciato da un tiro un ciclista di 63 anni, grande tifoso dell'Imoco Volley. Il sorvolo delle frecce tricolori a Venezia è previsto per domani pomeriggio tra le 14:15 e le 14:30, passaggio sopra Piazza San Marco per un abbraccio alla città. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano i dati appena arrivati, trasmessi da Azienda Zero sui casi e sui ricoveri in queste ultime ore. Uno sguardo per vedere appunto gli aggiornamenti con la grafica, la tabella. Dunque siamo a 2 contagi, 2 casi positivi in più rispetto a questa mattina, sono complessivamente 19.127 i casi totali positivi in Veneto. Di questi 1.949 gli attualmente positivi e 15.275 sono i negativizzati. Il numero dei deceduti sale a 1.903, si registrano 5 casi in più nelle ultime ore, 4 negli ospedali del Veneto e 1 decesso nelle strutture territoriali. Per quanto riguarda i ricoveri, siamo a 414 persone ricoverate negli ospedali della nostra regione, di questi 139 i positivi, con meno 9 pazienti rispetto a stamane. Nelle terapie intensive diminuisce ancora il numero, sono 32 i ricoverati e di questi 7 ancora positivi al Covid-19, con meno 2 pazienti rispetto a stamane. Dati confortanti, lo ha detto anche questa mattina il presidente Zaia in conferenza stampa, spiegando come il Veneto stia andando verso una fase di normalità. Il Presidente che poi ha annunciato che firmerà la nuova ordinanza tra domani e sabato. Non abbiamo avuto carichi nei ricoveri, questo è importante. Non abbiamo avuto esplosioni nei contagiati. A 10 giorni esatti dalla vera e propria fase 2, dalla riapertura di molte attività, i dati sul contagio in Veneto sono incoraggianti. Dai tamponi effettuati non si registrano nuovi focolai. La quasi totalità sono positivizzazioni, tranne un paio di casi a onor del vero, sono positivizzazioni di cluster, di vecchi focolai, di contesti di RSA. Da 20 giorni poi non si rilevano casi di positività tra il personale ospedaliero e a proposito di nosocomi anche per gli ospedali si entra a tutti gli effetti nella fase 2, ormai si va verso la normalizzazione del pregresso. La situazione delle riaperture è una situazione assolutamente che si sta andando verso la normalizzazione. Gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. La Regione ha presentato 3 mini spot rivolti ai cittadini che illustrano le nuove modalità di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso e alle attività ambulatoriali. Restano punti fermi l'uso delle mascherine e dei guanti e il distanziamento. Non è previsto un accompagnatore salvo in casi di disabili e minori. Per il pronto soccorso restano attivi il pre-triage e percorsi differenziati per casi Covid sospetti. Cambia un po' la filosofia di approccio. Intanto ormai da qualche settimana funziona che chiunque entri in ospedale per essere preso in carico, quindi nuovo degente, deve essere tamponato, quindi c'è il test e avete visto, viene considerato paziente Covid fino al momento in cui non arriva l'esito del test. Dal 15 giugno poi si dovrà rivedere anche il piano di monitoraggio della popolazione tramite screening che andrà ricalibrato in base ai dati epidemiologici. Zaia ha poi annunciato che entro il 1 giugno firmerà la nuova ordinanza. C'è la partita delle terme che stiamo ancora affinando, c'è la partita dei dispositivi e poi c'è tutta una serie di piccole partite che vanno assolutamente codificate con un'ordinanza. La stiamo già scrivendo, anzi potrei dire che è scritta all'80%
per alcuni aspetti. Altro tema caldo, quello delle elezioni regionali. Nella notte c'è stata un'accesa videoconferenza tra i governatori delle 6 regioni che andranno al voto e il ministro Lamorgese. I presidenti hanno ribadito la richiesta di votare il prima possibile, istanza di cui lo stesso Zaia ha parlato nei giorni scorsi con il capo dello Stato Mattarella. Noi siamo convinti che la Costituzione non sia rispettata con questa modalità di convocazione delle urne. Nuovo capitolo poi nel botta e risposta a distanza con il professor Andrea Crisanti, che ha replicato ad un'intervista rilasciata dal presidente Zaia al Fatto Quotidiano. Il professor Crisanti è un'autorità. Se dopo è una colpa dire che la dottoressa Russo ha fatto il piano della cosa, che la professoressa Tacconelli si occupa delle malattie infettive, che la dottoressa Del Silvestro si occupa del plasma, che il professor Navalese si occupa dei malati in terapia intensiva, che Flor fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che io faccio il presidente della regione, che la Lanzarin fa l'assessore della sanità, questo è quello che vi dica. Infine il punto sul grande ospedale donato dal Qatar al Veneto. Al momento, ha spiegato il presidente Zaia, mancano i posti letto e le attrezzature. Io ho sollecitato i nostri di rimandare un'altra lettera, perché quando io ho ricevuto la prima telefonata e mi ha detto c'è questa opportunità, ve lo regaliamo, mi hanno detto con i letti, con le terapie intensive, con i 500 posti, cioè chiavi in mano. Resta nel limbo in questa fase, perché non ci possiamo portare a casa 5.000 metri quadrati di tendone vuoto. Intanto, nonostante le aperture di queste settimane, per i lavoratori dello spettacolo e della cultura non arrivano segnali positivi e così sabato manifesteranno a Venezia e in altre 13 città italiane. Accanto a loro anche il comune di Padova, che li ha ospitati al Palazzo della Ragione. Il Salone di Palazzo della Ragione dà voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura senza alcuna misura di sostegno al reddito e senza alcuno stipendio dal 23 febbraio. Luci spente, palchi che non si alzano, la musica e le parole tacciono, ma loro hanno deciso di alzare la voce e lo faranno a Venezia in 13 città italiane sabato prossimo. La situazione è drammatica. Se non risolviamo in maniera emergenziale la questione degli ammortizzatori sociali e non istituiamo un reddito sganciato dal lavoro in questo settore, che è una delle grandi richieste, noi non torneremo a fare questo lavoro. Buste paga in negativo ad aprile, racconta. Settimana scorsa abbiamo portato una busta paga di -5, oggi l'abbiamo battuta con una busta paga da -150, sappiamo di altri colleghi addirittura l'hanno di -180, quindi insomma descrive sicuramente una situazione alla quale qualcuno ha da dare delle risposte immediate. Le richieste sono 2. Un tavolo emergenziale sulla questione degli ammortizzatori sociali che non stanno arrivando a quasi tutti noi, con la Regione Veneto e l'INPS regionale, per andare a fondo di questa questione, perché nessuno di noi ha percepito che sia la cassa integrazione o i famosi 600 euro. Dall'altro lato, ovviamente, stando dentro anche un percorso nazionale, ci rivolgiamo al governo italiano, perché il nostro, che è un settore poco tutelato in fase anche pre-Covid e si è semplicemente aggravata questa situazione, noi vogliamo rivedere completamente i contratti nazionali che regolamentano il nostro settore. A loro fianco il Comune di Padova con l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Il Consiglio Comunale ha preso atto della enorme criticità di un settore strategico come quello delle politiche culturali e turistiche. È evidente che il bilancio del Comune di Padova ha avuto perdite enormi, pensate alla tassa di soggiorno, pensate alle entrate del sistema museale. Capite che avere o non avere a Padova 500.000 di persone che vengono a visitare il patrimonio culturale fa differenza. Questa è la grande vetrina. Come dicevo, c'è un retrobottega dove ci sono molti giovani ragazzi che svolgono lavori importantissimi, ma nel retrobottega diciamo che lì gli aspetti relativi alla tutela e ai loro diritti non sono assolutamente inadeguati, anzi sono radicalmente inadeguati. Una grave perdita la chiusura di mostre, monumenti e la mancanza di spettacoli e turisti in città, che solo per Padova si può calcolare in circa 50 milioni di euro. E tornano a manifestare anche gli operatori del turismo. Oggi con un flash mob davanti alla sede della Regione, a Palazzo Grandi Stazioni, hanno messo in scena la rappresentazione del cimitero dei trolley a simboleggiare la morte economica della categoria. Dalla protesta per i troppi trolley in laguna alla protesta per il cimitero dei trolley, in mattinata il flash mob degli operatori del turismo in fondamento a Santa Lucia, ai piedi della sede della Regione, al Palazzo Grandi Stazioni.
Agenzie di viaggio, autisti di noleggio auto con conducente, tour operator, la carica dei 200 con altrettanti trolley. Le loro richieste relative al supporto economico regionale che affianchi quello nazionale. Del turismo come maggior punto di forza del nostro sistema economico, con in Veneto, lo ricordiamo, un fatturato anno sui 18 miliardi di euro, interviene anche il veneziano Andrea Ferrazzi, senatore del PD. L'Italia è una cosa meravigliosa, è il paese più ricco d'arte, di storia, di bellezze che esista al mondo e quindi questo è un grandissimo asset che noi dobbiamo valorizzare. Certamente il turismo dai Covid è colpito in maniera drammatica, più di moltissimi altri settori, ed è per questo che anche all'interno dell'ultimo decreto che adesso appunto arriverà al Senato nei prossimi giorni ed è già in lavorazione alla Camera, noi si deve dare e si dà un grandissimo aiuto, un grandissimo impulso. Certamente sarà difficile immaginare milioni di arrivi da parte di tutto il mondo in Italia nei prossimi mesi, siamo già a giugno, ma bisogna agevolare questi nella piena sicurezza e contemporaneamente fare una grande operazione di rilancio e di potenziamento del turismo interno. Per i rappresentanti delle categorie di settore, le misure del decreto Cura Italia sarebbero insufficienti a far ripartire gli operatori turistici che attualmente vivono appunto il rischio di non riuscire a tornare in attività. Poi il capitolo centri estivi con il Comune di Padova che ha pubblicato il bando per l'approvazione dei progetti da parte degli enti gestori. Grande la preoccupazione per l'aumento dei costi a carico delle famiglie. L'assessore all'istruzione Cristina Piva dice: cercheremo di farci carico delle nuove povertà. Oggi è uscito il bando che prevede per tutti i gestori che vogliono dare vita a un centro estivo di farlo sapere al Comune e naturalmente il Comune dovrà vagliare i vari progetti perché siano conformi ai dettami del DPCM. Benestare del Comune, ente che fa da coordinamento tra i gestori dei centri estivi, in proprio segue quelli per i bambini da 0 a 3 anni, ma anche approvazione da parte dell'ULSS che dovrà dare il proprio ok da un punto di vista sanitario. Al via l'operazione estate per i bambini e ragazzi anche a Padova, un'operazione rivoluzionata dall'emergenza che porterà a un aumento inevitabile dei costi. Un centro estivo che di solito funzionava con 15-20 bambini e un operatore adesso deve fare i conti con il contingentamento e con i gruppi fissi. E naturalmente questo fa lievitare i costi sono molto elevati, c'è bisogno anche di personale per la pulizia, per dare una mano anche agli operatori. Tra i 6 e gli 800 euro per famiglia al mese, queste le prime ipotesi sul costo per ogni singolo bambino o ragazzo. Lo stesso Comune che gestirà quelli 0-3 anni si trova di fronte a impegni diversi. La cooperativa che se ne occupa, invece di avere 4 strutture, dovrà averne molte di più, dovendo tenere i gruppetti di 5 bambini. In una struttura che può contenere 60 bambini ce ne potranno stare 15-20. Per questo il Comune sta studiando misure di sostegno alle famiglie da affiancare a quelle messe in campo dal governo, di cui non si conosce ancora la reale entità. Cercheremo di dare una mano a quelle famiglie che hanno difficoltà economiche per utilizzare lo stesso i nostri servizi, tanto è vero che pensavamo a una tariffazione sempre su base ISEE, per cui daremo dei vantaggi anche a chi non potrà permetterselo. Poi ci saranno anche le nuove povertà da fronteggiare, perché chi aveva l'anno scorso un ISEE diciamo normale o elevato potrebbe in questo momento non avere più la possibilità economica. All'ospedale San Bortolo di Vicenza, dimesso dal reparto di terapia intensiva l'ultimo paziente ricoverato per Covid-19. Con il direttore dell'anestesia e rianimazione abbiamo fatto il punto di questi 3 mesi difficili. Ospedale San Bortolo Vicenza, si torna alla normalità dopo 3 mesi vissuti intensamente con un'escalation di pazienti ricoverati, sale operatori che diventano terapie intensive, tour de force di medici ed infermieri. Arriva un'ulteriore buona notizia. L'ultimo paziente ricoverato in rianimazione per Covid-19 è stato dimesso dal reparto, ma non va ancora a casa. È stato trasferito in alta intensità della pneumologia con un'insufficienza respiratoria però ancora presente, permanente, non più grave come
nel lungo periodo che è stato presso di noi, ma presente. Covid-19 infatti può lasciare strascichi importanti, se non addirittura cronici, soprattutto se i danni ai polmoni sono stati importanti. L'organismo risponde con fibrosi, con cercare di guarire le cicatrizzazioni, con cicatrizzare quello che è il danno, ma ciò comporta una perdita di funzionalità polmonare. E chi ha avuto infezioni gravi come in questo tipo verosimilmente avremo successivamente dei problemi legati all'insufficienza respiratoria cronica. Tutto dipende insomma da quanto e come ha colpito il virus e da quale è stata la risposta del nostro organismo. 3 mesi in cui le terapie intensive di Punto in Bianco hanno visto raddoppiare e triplicare i pazienti in una corsa alla riorganizzazione tra protocolli e step di attivazione, arrivando ad avere 50 terapie intensive a Vicenza pronte per far fronte alla pandemia. Nella realtà vicentina abbiamo avuto in molti casi, ma non c'è stato quell'ondata che tutti avevamo paura, quei venti dall'ovest che portassero il virus in quantità importante. Fondamentale ancora una volta la rete sociosanitaria sul territorio che ha evitato l'accesso incontrollato in ospedale. Il sistema ha retto, ma rimane l'incognita di ottobre. Meglio però non pensarci che torni, perché un altro periodo così è meglio evitarlo. Lasciamo questa pagina dedicata al coronavirus, passiamo alla cronaca, ad iniziare da un'operazione della Guardia di Finanza di Verona contro l'evasione e le frodi fiscali nel settore dei carburanti. È effettuato un sequestro preventivo per oltre 74 milioni di euro. Il provvedimento assunto dal giudice per le indagini preliminari Luciano Gorra è stato emesso nei confronti di una società della provincia che commercializza prodotti petroliferi all'ingrosso. I titolari sono sospettati di aver evaso l'IVA per un importo complessivo di oltre 74 milioni di euro. I militari hanno già sequestrato disponibilità bancarie per oltre 4,2 milioni di euro, di cui circa 3,2 milioni in capo alla società e poco più di 1 milione in capo al legale rappresentante. Tra gli altri beni che i finanzieri hanno assicurato allo Stato sono ricompresi inoltre 4 lingotti d'oro del controvalore di oltre 20.000 euro, 2 immobili adibiti a sede dell'attività aziendale e quote societarie. L'ipotesi di reato contestata è di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di omesso versamento di IVA. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi tutte le altre notizie di cronaca della giornata. Tra poco. Rieccoci in diretta, ancora con la cronaca. Non hanno esitato anche ad esplodere un colpo in aria i 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni arrestati dai carabinieri lo scorso 24 maggio nel Padovano ad Abano Terme. Avevano rapinato 3 quindicenni portando via loro bici e cellulari. Li avevano notati, aspettati e affrontati, riuscendo a fuggire con 2 mountain bike e tutti gli smartphone di 3 quindicenni che domenica pomeriggio si erano incontrati per farsi un giro dopo il lockdown ad Abano Terme. Rapinatori quasi esperti nonostante l'età, tanto da sparare un colpo di pistola in aria per assicurarsi la fuga indisturbati. Sono 4 i ragazzi tra i 16 e i 18 anni arrestati con l'accusa di concorso in rapina dai carabinieri di Abano Terme, che da domenica indagano sul grave episodio accaduto in via Malacchin intorno alle 17. I militari avevano capito che una delle 2 bici rubate avrebbe fatto gol ai ricettatori della zona e l'hanno trovata dopo un attento giro. Da qui sono risaliti a 2 giovanissimi, un ragazzo di 17 anni e un 18enne. In casa del primo, che vive ad Abano, i carabinieri hanno trovato i 3 cellulari rubati nascosti in una cassetta di sicurezza. In casa del secondo, di origine albanese, la pistola scacciacani con cui era stato esploso un colpo rivelatosi a salve, 2 maschere ed altri cellulari. Con loro nei guai sono finiti la sorella 16enne del giovane albanese e un altro 17enne che aveva la seconda bici rubata. Sarebbe il maggiorenne l'ideatore dei colpi, secondo quanto sinora ricostruito, da chiarire invece la posizione della sorella. Dal Padovano al Trevigiano andiamo a Mareno di Piave per un incidente mortale accaduto questa mattina. A perdere la vita una ciclista di 63 anni, grande tifoso dell'Imoco Volley. Schiacciato da un camion che svoltava a destra all'uscita da una rotatoria, è morto così questa mattina alle 9:20 a Mareno di Piave il 63enne di Vazzola, Italo Perenzin. Era in sella alla sua bicicletta da corsa quando lungo la provinciale tra Vazzola e Conegliano, via Conti Agosti, si è trovato in rotonda con un mezzo pesante di una ditta di prodotti chimici.
condotto da un 61enne di Lodi che non si è accorto del ciclista che sopraggiungeva da dietro. Al momento di svoltare in via Ungaresca verso Ramera, Perenzin è finito sotto le ruote del camion, morendo sul colpo. Sotto shock l'autotrasportatore, così come i testimoni dell'incidente mortale, sulla cui dinamica stanno ora indagando gli agenti della Polizia Locale di Conegliano, coordinati dal comandante Claudio Mallamace. Difficile per il conducente del camion accorgersi del ciclista che sopraggiungeva. Quest'ultimo, a sua volta, non si sarebbe reso conto in tempo che il mezzo doveva svoltare. Sulla base dei rilievi e delle informazioni raccolte dai vigili, la Procura della Repubblica, che ha aperto sul caso un fascicolo per omicidio stradale a carico del camionista, vaglierà eventuali responsabilità. Per la tifoseria Imoco un nuovo lutto dopo la perdita di Paolone Sartori, morto ad aprile per Covid. Ora, si legge ancora nel post dedicato a Perenzin, ci sosterrai da lassù insieme al nostro capo ultra e a quanti prima di voi ci hanno lasciato. Restiamo nella Marca trevigiana con la cronaca, con la morte improvvisa di un operaio di 49 anni durante il turno notturno in una fabbrica di Asolo. Per oltre 20 minuti i suoi colleghi hanno tentato di rianimarlo. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali. È una notizia sconcertante, perché quando si manca in questo modo, senza nessun segno, senza nessun preavviso, non ci sono parole. Sentimenti del sindaco e sentimenti di tutta la comunità di Castelcucco, che questa mattina si è svegliata con la notizia della morte di Hermens Tessaro, 49 anni, operaio della Progress Profile di Asolo. L'uomo era al lavoro con il turno notturno quando, poco dopo la mezzanotte scorsa, si è accasciato a terra, quasi sicuramente colpito da infarto. Subito i colleghi hanno prestato i primi soccorsi con il massaggio cardiaco, che è proseguito con l'arrivo immediato dell'ambulanza. Oltre 20 minuti nei quali i sanitari hanno tentato di tutto pur di rianimare l'uomo. Tutto inutile e per certi versi incomprensibile, visto che Hermens, come ricorda il sindaco, aveva un fisico atletico e non aveva mai accusato alcun sintomo cardiaco. Era un ragazzo d'oro, un padre di famiglia, un fisico atletico, una persona che non ha mai avuto nessun tipo di eccesso, nessun vizio, ma era uno sportivo addirittura, per cui continuava a giocare anche a calcetto, aveva una gran passione per il calcio. Lo ricordo anche nelle sue performance al torneo delle Contrade paesano, che di anno in anno ha sempre partecipato con le varie squadre. È incredibile. Hermens Tessaro, originario di Pagnano d'Asolo, da molti anni viveva a Castelcucco in via Sant'Antonio con moglie e 2 figli in tenera età. Noi come comunità, come in altre situazioni, manifesteremo sicuramente la nostra vicinanza e tutto quello che c'è possibile fare, assolutamente non ci tireremo indietro per riuscire a dare quel sostentamento o quel supporto necessario per superare questo momento drammatico. Cambiamo completamente argomento. Il sorvolo sopra la città di Venezia del corpo acrobatico dell'aeronautica militare previsto per domani pomeriggio tra le 14:15 e le 14:30. Passaggio sopra piazza San Marco, mentre nel cielo si disegnerà il tricolore. Un omaggio a tutte le vittime del coronavirus, a medici, personale e volontari che si sono impegnati in queste settimane a combatterlo. Questo rappresenterà venerdì pomeriggio il sorvolo delle frecce tricolori sopra Venezia in piazza San Marco, cui si potrà assistere tra le 14:15 e le 14:30. Tutti con il naso all'insù potranno godere dello spettacolo, facendo attenzione però ad evitare gli assembramenti. Un abbraccio tricolore. Volare insieme, mantenendo le distanze, così è stata intitolata l'iniziativa della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare, che ai colori bianco, rosso e verde del tricolore vuole coniugare in modo inscindibile i contenuti di unità, solidarietà e ripresa come auspicio e nuova via per l'intero paese. Una settimana sui cieli di tutta Italia di acrobazie che sta attraversando tutti i capoluoghi di regione in un simbolico segno di speranza e nel contempo di quella responsabilità e disciplina cui siamo chiamati tutti. Un volo iniziato da Codogno, prima località d'Italia toccata dal coronavirus, poi Milano, passando per Torino, Genova, Firenze, L'Aquila e ancora Cagliari, Palermo, Napoli, Bari, Ancona e infine Venezia. Questo viaggio delle frecce tricolori. Conclusione a Roma martedì 2 giugno per la festa della Repubblica.
In chiusura vi ricordo la nostra rubrica Bimbi in TV, mandateci non solo delle foto ma anche brevi video con il cellulare in orizzontale, riprendendo i vostri bambini nelle attività quotidiane in casa, tra giochi, dolci e altri passatempi, e poi mostreremo queste immagini all'interno dei nostri telegiornali per dare a tutti energia in questa fase di ripartenza. Il numero è il 351 1755340, al quale inviare appunto via WhatsApp i vostri video. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Un nucleo instabile proveniente dai Balcani sfiora il nostro territorio, dove comunque il tempo rimane in prevalenza buono, ma vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 29 maggio. Sul Veneto fino al primo mattino non si escludono residue precipitazioni a carattere sparso, specie sulla pianura sud-occidentale. Ampio soleggiamento invece a partire dal pomeriggio, ma in montagna avremo ancora frequenti annuvolamenti anche con qualche acquazzone. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 24 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto. Anche qui però dal pomeriggio saranno possibili dei rovesci sui settori montuosi. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 20 e i 23 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con tanto sole ovunque, locali addensamenti e qualche temporale, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime sugli 11 gradi, massime invece fino ai 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.